Allora, niente, noi abbiamo iniziato provandoci, visto il momento di emergenza, con un tessuto normalissimo che avevamo in casa, e per vedere se riuscivamo a dare un aiuto appunto a questo periodo. E avendo la possibilità e la fortuna di conoscere appunto Marco Albio della Mizzar, ci siamo confrontati con lui e abbiamo chiesto un aiuto anche nella ricerca del materiale, nella ricerca di fornitori tessuto per trovare il tessuto, e da lì siamo partiti con i test. Quindi noi siamo partiti a fare tutti i test, li abbiamo fatti presso il laboratorio ADIC di Verbania, e test dopo test i risultati erano positivi, e quindi abbiamo continuato insomma finché siamo riusciti ad arrivare a quello che era il nostro obiettivo. Era più un sogno all'inizio che un obiettivo, però alla fine siamo qua e ce l'abbiamo fatta, e siamo attualmente la prima azienda che è riuscita ad omologare all'Istituto Superiore di Sanità una mascherina chirurgica come dispositivo medico di tipo 2. Qual è, come funziona il processo produttivo, da dove partite e quali sono le fasi principali? Allora, ci arriva il tessuto, portiamo a tagliare le pezze in rotoli di altezza quello che ci serve, dopodiché il rotolo di tessuto viene inserito in una macchina che crea automaticamente le pieghe, fa la stiratura, taglia i pezzi della mascherina, dopo vengono applicati gli elastici, vengono fatti i bordi laterali, la ribattitura finale, si sanifica il prodotto, l'imbusto, l'etichettatura e basta, la fase è finita. In un periodo di riapertura la mascherina comunque resta molto importante e non ha cambiato il suo ruolo. Qual è il messaggio che si sente di dare alla comunità? Quella di usare quando si è in luoghi affollati, in luoghi pubblici, vicino alle altre persone, di usare la mascherina, che serve per proteggere noi stessi e anche gli altri, perché non bisogna abbassare la guardia, perché il momento non è passato, però riusciamo ad uscirne insieme se tutti rispettiamo le regole.